Ma francamente non so, scusate, ma veramente a venire ad apprendere in continuazione fatti dove l'amministrazione fa delle cose che francamente lasciano molto perplessi, io devo dire la verità, non lo so, vorrei dire qualcosa, ma andiamo alla notizia. Allora, il Tribunale amministrativo regionale del Veneto, il TAR, praticamente ha annullato una delibera del comune e in particolare la delibera numero 35 del 20 febbraio 2024, con la quale praticamente il comune revocava un'altra delibera del 24 gennaio dove praticamente c'era una variante al piano particolareggiato dell'arenile. In sintesi, il campeggio Tropical aveva chiesto, con tanto di progetto eccetera eccetera, di realizzare al confine che c'è tra la parte nord con il famoso parcheggio dell'SST, c'è un tratto che era messo in una certa situazione, in pratica, tra l'altro ci andavamo spesso, vabbè, lasciamo perdere chi ci andava, e quindi per fare una cosa fatta bene ha fatto un progetto, ha presentato un progetto con il quale praticamente si faceva un percorso al mare e anche una piazzola per i mezzi di soccorso a spese del campeggio. Tanto è vero che aveva già cominciato a farlo, credo che fosse stata già fatta in pratica o realizzata in parte, quando il comune ha pensato bene di revocare la concessione in pratica. Ma il tribunale praticamente dice che praticamente, adesso io sapete, bisogna essere esperti per quanto nell'esprimere, diciamo, le valutazioni giuridiche, però in sintesi il tribunale dice: siccome siccome la società ricorrente, quindi il campeggio Tropical, si è assunto l'impegno di completare il percorso di accesso alla battigia e di realizzare una piazzola per sosta dei mezzi di soccorsi, realizzando quindi interventi di immediato interesse pubblico. E quindi praticamente dice, intanto questa è più di interesse pubblico, e poi si riferisce a, perché il comune che ha ricorso diceva ma c'è un progetto definitivo per la realizzazione di un parcheggio a raso, ma dice questo progetto risaliva al 2009, cioè, quindi questo qua intanto ha fatto una cosa subito che serve alla comunità, e quindi in pratica impugna la delibera, quindi la rende nulla e condanna il comune alle spese, in pratica, di soli 1.000 euro, perché sarebbe stato da fargli pagare un po' di più, e magari che li pagasse chi ha deciso di fare questa cosa, in pratica, e comunque rimanda all'udienza del 20 febbraio 2025, dove appunto fissa la trattazione del merito per ricorso all'udienza. Allora, ricorderete, insomma, sapete che il buon Andreotti, che viene ultimamente citato spesso per tante situazioni, diceva: a pensar male si fa peccato, ma poi ci si azzecca. Allora, questa delibera che è stata citata, questa del 24/1/2023, c'era ancora l'assessore Massimiliano Tiosso Cainazzo di Fratelli d'Italia. Poi sapete che c'è stato il defenestramento del Daniele Tiosso Bragiola. C'è stato tutto quel periodo. A un certo punto Massimiliano Tiosso Cainazzo ha fatto anche una dichiarazione: io non sto a fare l'assessore a prendere uno stipendio se non faccio nulla, e si era dimesso. Immediatamente dopo che si è dimesso, praticamente cosa succede? Vanno a revocare la delibera che avevano dato la concessione. Ecco, quindi praticamente sembra lo stesso copione che ha fatto sempre il sindaco Mauro Armelao con la cooperativa Onda. Tra un mese c'è la saga del pesce, non si sa ancora come andrà a finire. Al momento teoricamente sono solo 4 gli stendisti. Ho sentito altre voci su altre situazioni non molto chiare, ma aspettiamo di avere notizie certe. E quindi, qui adesso esco dalla notizia e parlo da uomo di mezza età, vecchietto, che ha avuto un'esperienza amministrativa, e vi dico che peggio di questo sindaco non l'abbiamo mai avuto. Io non so cosa dobbiamo fare per mandarlo a casa, dobbiamo fare una raccolta di firme.
sinceramente stiamo valutando anche questo, perché questo soggetto, questo Mauro Amedeo, è un disastro per questa città, e questa è un'altra ennesima dimostrazione che sta, adesso non sappiamo se dietro c'è la sua mano o c'è qualcos'altro, però fatalità, questi qua, questo provvedimento che era stato fatto da Fratelli d'Italia, in qualche modo l'hanno voluto buttare a male. Staremo a vedere chi ha ragione. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it.